fatto qualche concerto a Lugano agli eseguiti. C'è la riscoperta di fruttini è corroborata da un'operazione numerica e anche incessante, continua, che è data da Pietro Rizzo, che è presente in sala di Vappero, sicuramente conosciuto per il suo attivismo notevole. Chiunque in voi si voglia accostare a questo compositore troverà anche in rete un bellissimo sito che viene continuamente aggiornato. Poi posso dirvi in anteprima che lui inizierà un progetto discografico sempre con i Frontini, quest'ora sarà un romanzo ed è giusto perché costruiamo dall'altra parte della pianta. Posso dirvi che sto iniziando a metterci in mano, insomma. Sono dei temi ancora più interessanti da un certo punto di vista poetico rispetto a quelli che ho già inciso, quindi per me sarà un stimolo. L'ultima piccola cosa di quello che hai detto sicuramente la Camera ha un qualcosina in più che proviene anche dalla scelta sapiente da parte dei Frontini del testo letterario, e questo non è poco. Ma probabilmente, perché certo non so se tu sei d'accordo, queste composizioni che tu stasera suonerai avranno avuto a quel tempo anche una funzione didattica, perché non dobbiamo dimenticare che molti di questi compositori, anche in un ambiente come quello catanese, svolgevano le funzioni di insegnanti. E quindi, ma anche questo può anche, insomma, quello che tu dici, il carattere, la cifra, può andare anche nella direzione dell'interpretazione di un pezzo. Non so se tu sei d'accordo su questa musica è dinamica. Questa musica è ricca di indicazioni di dinamica, di tempo, quasi una ogni battuta. Quindi mi sono ritrovato un po' a chiedermi ma cosa vuole questo signore? Poi lì ho capito che bisognava essere ligi alla partitura, ma allo stesso tempo non essere prolissi, cioè come un invito a liberarsi un po' da certe strutture tedesche che tutt'oggi studiamo, per carità, perché Frontini forse vedeva non in maniera vedeva la musica in un altro modo, nella spontaneità. Allora, quando in un libro si trova, accelera, battuta dopo, rallentato, ancora più rallentato, a tempo, allora significa che bisogna trovare qualcosa in più. E qualcosa in più è forse quella spontaneità che io spero di essere riuscito a ricreare nella mia registrazione. Mi ha detto Giuseppe, senti, ti dai un'occhiata a queste cose, io sai non ne capisco niente, in realtà volevo un po' mettermi alla prova. Ero a casa sua, leggevo, ho detto guarda Pietro, mi ridai per piacere, mi riporto a casa, ti do una lettura. Ho iniziato a leggere il primo, il secondo e il terzo, ho provato quella sensazione che si ha quando vai dal calzolaio, con le scarpe, e i tuoi piedi entrano in quelle scarpe in maniera naturale, così incomode, senza alcun dolore. Allora ho detto Pietro, guarda, io ti farò un disco su queste musiche, non so quando, dopo 4 anni, eccolo qua.